Noi, come diceva, abbiamo messo sul piatto un candidato che secondo noi è un candidato che ha tutte le caratteristiche per essere un grande governatore del Veneto, che è Flavio Tosi. Come dice Flavio, i numeri direbbero Fratelli d'Italia, ma se mi chiede cosa ne penso io sono convinto che si chiuderà su un candidato della Lega. Per il numero 1 degli azzurri della Marca, realisticamente parlando, la bilancia, nonostante i voti di Fratelli d'Italia, penderà alla fine per la Lega sul fronte candidato governatore del centrodestra. Magari proprio quel Massimo Bitonci che i bookmakers danno sempre più favorito su Alberto Stefani per il rush finale. Lo stesso Bitonci che avrebbe strigliato i militanti della Lega per reperire fondi per la campagna elettorale, richiamando all'ordine chi ancora non ha versato i contributi e minacciando eventuali esclusioni dalle liste. Per Chies l'ipotesi Lega nascerebbe da questioni molto precise. Guardando le regioni che vanno al voto non vedo per la Lega molte altre candidature a presidente in giro per l'Italia. Diciamo. Sì. E poi perché comunque non puoi pensare che dopo 15 anni di governo di un partito come la Lega in Veneto oggi tu possa pensare di togliere il loro candidato presidente senza che questo non crei dei malumori importanti. Insomma, realpolitik, dal risico delle regioni all'evitare scossoni che potrebbero far male. Anche se, per la stessa realpolitik, chi sa che il centrodestra resterà unito e che le decisioni verranno prese dai leader, con buona pace dei leghisti veneti e dei loro refrain. La frecciata azzurra è chiara. Ogni partito ha il suo linguaggio, per cui prima parlava di linea del Piave, deve essere la linea del Piave che si sposta di più da quando conosco la storia, perché prima c'era o terzo mandato o la linea del Piave finiva lì, poi o 2026 è la nostra linea del Piave, poi il candidato si decide in Veneto o è la linea del Piave, poi c'era la lista Zaia o è la linea del Piave, ogni volta la spostano. E noi da sempre abbiamo detto che il candidato, il nome si deciderà a Roma. L'abbiamo detto da sempre che il terzo mandato non ci sarebbe stato. Anche Zaia fu deciso a Roma, sì, ricordiamoci. A Milano, ad Arcore. Lo decise Silvio Berlusconi, dopo che disse tra l'altro chi avesse preso un voto in più alle europee avrebbe avuto il candidato, noi prendemmo un voto in più, il candidato fu dato alla Lega. È vero. Ma lo decise Silvio Berlusconi e accettammo tutti. Parole chiare come chiaro in caso di vittoria sarà il futuro, ben diverso rispetto agli ultimi anni, e la seconda frecciata arriva automatica. Il dopo Zaia non sarà facile, perché Zaia ha governato praticamente con un monocolore in regione. Bisogna dirselo, sono stati anni in cui non ha avuto discussioni interne, mentre il prossimo Consiglio regionale sarà un Consiglio regionale molto più vivace, ci sarà molto da fare in regione, ci sarà molta dialettica interna, cosa che non c'è stata nei mandati precedenti. La politica, la discussione interna sia sempre un valore aggiunto e forse siamo poco abituati a farla. Intanto sul fronte centro-sinistra c'è un Giovanni Maniddo che taglia il traguardo del primo mese di campagna elettorale come candidato governatore. Un mese, dice, di ascolto autentico, di confronto sincero, e tra i pilastri della coalizione, a sorpresa ma fino a un certo punto, c'è anche l'autonomia. Non il totem vuoto sbandierato come slogan, spiega Manildo, ma una vera proposta concreta. È 20 anni che stiamo parlando di federalismo e di autonomia. Dal 2017 che è stato fatto questo referendum dove sono stati presi in giro i veneti, noi ci svegliamo un giorno, apriamo il giornale e vediamo che la Meloni ha fatto una conferenza stampa dove è stata data una larghissima autonomia a Roma Capitale. A Roma, quella che era Roma ladrona fino all'altro ieri, la Lega vota a favore di dargli autonomia domani mattina. È questo su cui bisogna anche rispondere ai cittadini.